e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura, ossessionato dall'ex, l'avrebbe aggredita e violentata nella sua abitazione, filmando tutto con il cellulare. È successo a Riesi, nel Nisseno, dove un 36enne, dopo la denuncia della vittima, è stato arrestato ed è finito in carcere. Maxi truffa da oltre 3 milioni di euro a Messina, nei guai un imprenditore calabrese che avrebbe raggirato decine di risparmiatori con un sofisticato sistema attuato attraverso il cosiddetto schema Ponzi. In sostanza prometteva rendimenti elevati e utilizzava il denaro dei nuovi investitori per ripagare i vecchi, simulando poi guadagni inesistenti, sequestrati beni e conti in 11 paesi esteri. Frode da 3 milioni di euro nel settore degli imballaggi in legno a Vittoria, nel Ragusano. Indagate 22 persone e sequestrati beni a 11 società coinvolte in un sistema di false fatturazioni e autoriciclaggio. Riaperta a Vienna l'inchiesta sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana 24enne, precipitata dal terzo piano dell'abitazione in cui viveva con il fidanzato. Sul palazzo è comparsa la scritta Stop Femminicidio, segno di una comunità che non crede all'ipotesi del suicidio. Le autorità italiane e austriache indagano ora in parallelo per chiarire le incongruenze nelle versioni del fidanzato e dei testimoni. E in chiusura sequestrati oltre 6.000 capi contraffatti di note marche di lusso pubblicizzati e venduti sui social network da un uomo catanese. Nel magazzino conservava abbigliamento e accessori falsi di brand come Gucci, Nike e Chanel. L'uomo è stato denunciato anche per furto di energia elettrica. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.